avanti. Abbiamo fatto un po' delle previsioni da qui al 2033 e il Veneto perderà circa 45.000 abitanti, la provincia di Treviso ne perderà 5.000 e soprattutto a livello di natalità stiamo diminuendo, ecco, sono previsti circa 2.000 in meno nati nel 2033 se andrà avanti questa tendenza, quindi è obbligatorio cominciare a pensare a qualcosa di diverso. I numeri concordano, l'inverno demografico è già in corso, la tendenza ormai consolidata, ma niente ineludibile se c'è la volontà politica di cambiare davvero le cose. Questo è il senso e lo spirito di Statistical, il festival della statistica che torna a Treviso dal 19 al 22 ottobre con una serie di confronti e iniziative. La demografia ovviamente sarà in primo piano e non potrebbe essere altrimenti. Lo stesso caso Treviso sarà analizzato. La città è infatti l'unico capoluogo di provincia in Veneto cresciuto negli ultimi 10 anni di circa 1700 unità, l'eccezione che conferma la regola. Treviso città in controtendenza solo fino al 2023, però il problema è che si manifesta comunque, questa denatalità c'è dappertutto e quindi anche Treviso si adeguerà. Quindi è stata salvata tanto, non tanto dai nati ma dall'immigrazione non necessariamente straniera, quindi dalla provincia si sono portati in città. Il festival, giunto alla sua nona edizione, si occuperà anche dei temi di più stretta attualità, con tutte le variabili internazionali e quindi economiche del momento. Queste incertezze ricadono poi anche su quelli che sono gli imprenditori che oggi non vedono motivo di investimenti nuovi per il momento, anche perché stanno aspettando quelli che possono essere degli incentivi fiscali che possono aiutarli. Crediamo che il futuro sia sempre incerto, ma con i dati possiamo anche raggiungere obiettivi migliori e saper anche aspettare quello che è il momento più opportuno.